Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che Una città a misura di bambino si può, o almeno si può, a Rosà, dove ci troviamo in questo momento, nello specifico nella scuola dell'infanzia, all'interno del villaggio del fanciullo, nato qualche tempo fa. Lo chiediamo perché al fondatore Alfio Piotto, questa esperienza particolare che prende le mosse da un proverbio africano bellissimo, cioè che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, e così a Rosà è nato davvero un villaggio a misura di bambino. Raccontaci come e perché. Allora, come è una storia che abbiamo costruito con delle relazioni tra amici, è una storia che ha una sua genesi molto lontana, è nata praticamente nel 97 e una serie di amici si sono trovati a fare una festa insieme a dei bambini e alle loro famiglie, e da questa relazione è progredita fin tanto che abbiamo capito quanto è importante la relazione perché i bambini possano crescere, ma non solo, possono diventare anche uno stimolo per gli adulti per per far crescere gli stessi adulti in questo villaggio. Che cos'è il villaggio del fanciullo a Rosà? Cerchiamo di spiegarlo ai nostri telespettatori. È un luogo in cui tutto è stato pensato sui bambini, perché se va bene ai bambini per forza va bene anche per tutti gli altri. Allora, è stato importante per noi capire che oltre alla nostra genitorialità legata ai nostri bambini, quindi alla cura e alla responsabilità che abbiamo all'interno della nostra famiglia, questa genitorialità si deve espandere anche alle relazioni altre, alle altre famiglie, quindi la cura che i genitori avevano per i loro bambini all'interno di questa realtà, di questa scuola, doveva essere traslata anche alla comunità altra, e quindi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che potessero essere simbolicamente importanti e rappresentassero questa relazione di fondo, insomma. Bambini, adulti, insegnanti e genitori, tutti assieme in un'unica comunità educante. Questo si è realizzato a Rosà, in un'esperienza unica nel Veneto che ha già riempito libri e pagine di relazioni, riconosciuta e premiata come una delle migliori in tutto il territorio, ma che alla base è una scelta molto semplice: la volontà di firmare un'alleanza tra scuola e territorio, un patto che duri nel tempo, facendo di Rosà una città tutta intera educante. È un'esperienza che nasce appunto da questa scuola, dai genitori che sono i primi protagonisti dell'attività didattica all'interno della scuola, insieme con gli insegnanti. È un percorso che li vede coinvolti come gestori della scuola e anche inseriti con i loro genitori, i loro stessi genitori, i loro nonni all'interno di questa attività. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. quando i bambini fanno E assieme, anzi potremmo dire attorno al villaggio del fanciullo di Rosà, sono nati gli amici del villaggio. Abbiamo qui il presidente Antonio Bonamin. Che cosa sono gli amici del villaggio? Ce lo spieghi? Gli Amici del Villaggio è un'esperienza che nasce qui a Rosà. Dopo tutte le altre cose che sono state fatte, parlando del mondo del volontariato, dal 2006 alcune persone si sono messe attorno a un tavolo e hanno pensato di valorizzare quello che è stato fatto e di proporre un nuovo modo di cittadinanza che riguarda più la partecipazione sia dei cittadini, però anche il suo sviluppo futuro, partendo dal bambino, dall'infanzia in particolare. Noi vediamo che il futuro sociale può essere intrapreso seguendo un'educazione al senso civile. E quindi come vi organizzate? Cosa avete pensato per promuovere questa partecipazione diversa? Di coinvolgere un po' tutti gli enti che hanno a che fare con il bambino, con il fanciullo e con i ragazzi, coinvolgere gli stessi bambini e anche i ragazzi più grandi
Gli amici del villaggio hanno così allargato il patto di corresponsabilità educativa dalla scuola a tutta la comunità, contattando amministrazioni, quartieri e responsabilizzando ragazzi e genitori oltre i banchi e le cattedre, in quello che è diventato un organismo parallelo di governo del paese, il Magnifico Consiglio dei Ragazzi. Il Magnifico Consiglio è la prima cosa che abbiamo messo insieme, abbiamo organizzato. Si tratta di una rappresentanza dei ragazzi su base elettiva, fatta non nelle scuole come solitamente si fa il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma su base territoriale. Quindi il gruppo di ragazzi eletti rappresentano i propri quartieri e frazioni. Rosà è composta da 5 parrocchie, Rosà Centro delle 4 frazioni. Noi abbiamo pensato a queste come comunità, e ogni comunità è rappresentata nel Magnifico Consiglio dai propri consiglieri ragazzi. Che vengono chiamati capitani oppure anche alfieri? Sono 48, per statuto sono metà maschi e metà femmine, metà della scuola elementare, metà della scuola media. E ogni campo, così abbiamo nominato il territorio, le frazioni, è rappresentato da 2 alfieri, eletti dai rispettivi 48, e questi nominano i 2 capitani. Ecco, questi sono nomi un po' anche che richiamano le tradizioni veneziane. Siamo molto legati al territorio, questo era un omaggio. E tutto questo per quanto riguarda i ragazzi, invece i genitori e gli adulti come sono coinvolti negli Amici del Villaggio? Adesso ruota attorno alla partecipazione dei giovani e questi ragazzi sono seguiti da un gruppo di adulti che si chiamano facilitatori. Ogni campo ha i suoi facilitatori. Altri adulti invece, l'associazione stessa Amici del Villaggio, attualmente composta da 11 componenti che organizzano e pensano le varie attività per i ragazzi. Naturalmente per ripensare a questo non ci siamo sentiti così autorevoli, abbiamo chiesto l'aiuto di referenti che noi chiamiamo tutor del villaggio, che sono per carica o per esperienza persone che hanno un ruolo significativo come i dirigenti scolastici, il parroco, il sindaco. Questi qua naturalmente sono dei ragazzi che cominciano già a crescere con una mentalità propria naturalmente dell'adulto, vedendo quelli con i loro occhi, con gli occhi di bambini, quelli che sono naturalmente i problemi attuali. Io, nella mia veste, conoscendo un momentino naturalmente e avendo vissuto per tanto tempo insieme con questi ragazzi, cerco proprio naturalmente di tradurre questi che possono essere questi loro problemi, a riportarli poi insieme naturalmente con gli amici e dando naturalmente anche dei suggerimenti per quello che è possibile naturalmente in questo, a migliorare diciamo, la loro crescita e far sì naturalmente che si possano inserire nella realtà quotidiana con il migliore vantaggio possibile. Da questa esperienza è nato anche il gruppo dei 5, un gruppo delle scuole dell'infanzia che sono messi insieme. Da un punto di vista pratico siamo riusciti con tutte le scuole di creare dei momenti comuni per queste scuole. Vedi per esempio a Natale tutti i bambini si ritrovano nel Duomo di Rosà in genere gli ultimi anni e c'è un piccolo concerto che vede presenti tutte e 5 le scuole. E più avanti verso la primavera invece ci vediamo a sfidare, le scuole si sfidano in un torneo della famiglia dove c'è il bambino protagonista con il tifo e il genitore invece in campo dove si mette in gioco. Questo credo sia anche educativo per i bambini che vedono. E poi abbiamo la formazione che prima parte dalle insegnanti e poi magari anche con la stessa persona referente lavora anche con la famiglia. Quindi tutte e 2 le agenzie educative, scuola e famiglia,
sentono le stesse cose e possono lavorare assieme, collaborare tra di loro, scuola e famiglia. Questo per tutte e 5 le scuole. Ecco, prima questo tipo di organizzazione era molto più difficile. Era difficile sì, perché ogni scuola si doveva organizzare, quindi anche a livello economico diventava un po' difficile sostenere la cosa. Lavorando in rete abbiamo eliminato un po' anche questo problema, nel senso che ci costa meno e la qualità ce l'abbiamo comunque. Per esempio, da quest'anno noi non siamo più coordinati con la FISMA di Vicenza per quanto riguarda il coordinamento delle singole insegnanti. Gestendolo in proprio, ma con le stesse operatrici, abbiamo la possibilità di fare quello che le nostre coordinatrici e che le nostre insegnanti chiedono in modo specifico per le nostre scuole e non quello che veniva in modo generalizzato a livello di FISMA. Quindi possiamo fare questo e possiamo farlo naturalmente economizzando. Dalla prima partenza, che risale a circa 10 anni fa, a oggi, abbiamo fatto nelle convenzioni veramente dei passi notevoli. Mentre inizialmente l'amministrazione comunale interveniva direttamente nei confronti delle singole scuole dando un contributo, adesso con la convenzione abbiamo specificato chiaramente come deve essere il contributo, in base a che cosa naturalmente deve essere dato, quali sono le indicazioni naturalmente e quello che noi diamo direttamente alle scuole. Ci siamo impegnati appunto di far gestire le nostre scuole con le stesse modalità che ci sono nelle scuole statali. Sono questi criteri che insomma vi scambiate, su cui discutete e su cui chiaramente si costruisce anche? Beh, innanzitutto la progettualità educativa, che poi ogni realtà scolastica la porta avanti da sé come unicità appunto di scuola. Però appunto ci sono questi progetti educativi che vengono appunto messi in rete tra le varie coordinatrici, sentendo appunto anche le varie insegnanti e soprattutto anche la formazione che appunto le insegnanti fanno parte, tenendo appunto collaborando con varie figure professionali che vengono appunto a far da tutor. E ci organizziamo con esperti, con formatori, dividiamo la spesa, perché questo è fondamentale, e non siamo quindi da soli ad organizzare, ma lo stesso formatore si organizza per tutte e 5 le scuole, e non solo per gli insegnanti, ma vengono fatti corsi di formazione anche per i genitori. Cioè ci siamo resi conto che quando un bambino viene inserito nella scuola dell'infanzia, non è solo lui ad essere inserito, è anche il genitore che fa il suo exploit nella comunità scolastica e parrocchiale. Spesso si tratta di famiglie che di nuovo inserimento nel territorio della parrocchia o per nuove edilizie o per altri motivi. E un po' l'inserimento del bambino a scuola è la scusante per potersi mettere in gioco anche loro. Si mettono in discussione, condividono stili educativi, ma anche no, nascono anche conflitti, discussioni, confronti sui vari modi di affrontare l'educazione dei figli. E questo interrogarsi è come un terreno fertile sul quale noi possiamo operare, perché hanno veramente bisogno di formarsi, di informarsi circa l'educazione dei propri figli, e qui interveniamo noi. A noi insegnanti, ecco. Ma Paola, come si riesce? A volte è difficile riuscire a coordinarsi in una stessa famiglia, e quindi mi chiedo, in una grande famiglia allargata come può essere quella di un paese, come si fa insomma ad andare avanti? Quali sono le strategie? Ecco, questa è stata una nostra sfida effettivamente, di mettere insieme appunto gli insegnanti, avere quantomeno un continuum di criteri per poter appunto avere il benessere del bambino. E noi lavoriamo proprio con questo principio educativo, cioè il bene del bambino. Per il bene del bambino ci si mette in rete come insegnanti per collaborare insieme, per cercare di trovare dei principi insomma che possano essere utili per appunto operare bene sia con i bambini sia con la famiglia. Non teniamo anche in considerazione la famiglia stessa, che è ponte, gancio tra il bambino appunto e la scuola. È molto impegnativo, è molto faticoso, alcune decisioni riusciamo a prenderle insieme, noi ci troviamo ogni mese, e sono anche incontri
Andiamo d'accordo, ecco, nonostante le differenze, perché ce ne sono, le 5 realtà scolastiche, le 5 scuole dell'infanzia di Rosà sono tra loro eterogenee, molto differenti per vari aspetti legati alla parrocchia, al personale, all'organizzazione interna, però poi ci si ritrova proprio a condividere le stesse scelte risolutive. Ma come si inserisce l'esperienza del villaggio del fanciullo di Rosà all'interno della diocesi di Vicenza? Lo chiediamo a Matteo Refosco, che fa parte, tra le varie cose, anche della pastorale della scuola. Ecco, come ha accolto la diocesi questa esperienza, Matteo? Beh, è un po' una novità, perché dopo che è partita questa esperienza a Rosà, grazie anche al nostro direttore, che è stato direttamente coinvolto dal punto di vista professionale, ci ha fatto conoscere l'esperienza degli amici del villaggio, che abbiamo subito visto anche come commissione della pastorale della scuola della diocesi come un'esperienza molto significativa e anche profetica, da far conoscere, da sviluppare e con cui collaborare anche per quanto riguarda appunto le nostre iniziative della pastorale della scuola. Proprio per questo abbiamo invitato Alfio nella nostra commissione, appunto per portare anche questa sensibilità che loro hanno rispetto ai ragazzi, ai bambini, e anche per cercare di sviluppare, di pensare anche in maniera analoga ma anche originale per ogni paese, insomma di poter esportare questa esperienza nei suoi punti significativi anche in altre realtà. Ricordiamolo infatti, Matteo, se non l'avessimo fatto più volte comunque nell'arco di questo nostro viaggio all'interno del villaggio del fanciullo, qui è praticamente tutto volontariato. Sì, è tutto volontariato, non c'è nessuno stipendiato che lavora insomma in questo progetto. Sì, tutti donano il loro tempo e la loro buona volontà insomma come volontari. Questa è una cosa straordinaria, tutta questa esperienza è nata da volontari, da genitori, da professionisti, da addetti alla comunicazione, addetti all'informazione, anche alla formazione, e sono volontari. Questa credo che sia la grande terza via in cui la persona si dona, e noi abbiamo fatto esperienza proprio non solo dell'essere volontari, ma anche di questo grande dono che ognuno ha messo in relazione con gli altri. Voi avete, non so, riscontrato qualche epigono, insomma qualche altra esperienza che si avvicina un po' al villaggio del fanciullo? Penso che sia abbastanza unica anche dal punto di vista nazionale, forse, per cui penso che anche a Vicenza, nella diocesi, ci sono parrocchie che lavorano più o meno mettendo al centro anche il mondo dei bambini, no? Però non a questi livelli, insomma. Alfio, voi siete consapevoli della vostra unicità, cioè di essere un'esperienza pionieristica molto particolare? Allora, questa consapevolezza nasce con l'evolvere della situazione. Credo che è una delle possibilità in cui una comunità che ha una sua originalità, una comunità in un luogo particolare come quello che è Rosà, ha saputo declinare delle potenzialità in buone pratiche, ecco, ed è uno degli esempi con cui si può oggi, secondo noi, fare scuola, ma soprattutto fare anche comunità. Direi che è un patto di corresponsabilità, o chiamiamola, è un'alleanza educativa come Dio comanda, perché ha tutte le componenti. Non solo quelli di carattere ecclesiale, pastorale, ma c'è prima di tutto una ottima alleanza tra l'istituzione civile, la scuola, dei dirigenti molto aperti, molto intelligenti perché anche umili e capaci di pensare e di reggere una scuola non autoreferenziale. E c'è una componente di laicato cattolico estremamente aperta, davvero molto capace, simpatica, come abbiamo visto, e davvero anche molto impegnata nel territorio, in un servizio
che è davvero un servizio qualificato perché cerca alleanze, cerca collaborazioni, non cerca la personale visibilità, non è ideologicamente legata a preconcetti, non è politicamente ricattabile. Da questa esperienza poi si è espansa ulteriormente, grazie anche, coinvolgendo anche gli amici del Teatro Montegrappa, queste relazioni appunto significative in questo villaggio, e abbiamo messo insieme tutto un anno dedicato al bambino, e quindi da questa esperienza particolare è diventata un'esperienza originale che ha coinvolto tutta la comunità, quindi in iniziative che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, le scuole statali, la scuola media, la scuola elementare, il nido, insomma, poi tutte le associazioni del tempo libero, i quartieri, praticamente un paese intero si è trovato a ragionare intorno ai 9 passi dell'Unicef, e abbiamo coinvolto anche l'Unicef in questa, e quindi Rosà ha deciso di diventare città amica dell'infanzia, un percorso che abbiamo iniziato da 4 anni e stiamo portando avanti di anno in anno con dei momenti in cui riflettiamo insieme con queste realtà e mettiamo in pratica, mettiamo insieme delle azioni che possono diventare esemplari per poter appunto creare una città a misura di bambino, ma soprattutto a misura di uomo.